Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa di vigilia. Prima di iniziare con le domande, lascio la parola al mister. Buongiorno a tutti. Allora, prima che e ben trovati, tanto domani abbiamo 20.000 persone allo stadio, già questo è una bellissima cosa per iniziare il cammino in casa. Poi, prima che mi fate le domande, sicuramente me le farete. Allora, ieri parlando con Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus ed è per questo che domani non sarà convocato, stamattina non si è allenato e quindi ora possiamo parlare dell'Empoli, che credo che è la cosa in questo momento più importante, perché comunque abbiamo iniziato ad Udine non riuscendo a vincere una partita che si era incanalata bene e domani abbiamo assolutamente l'obbligo di vincere contro una buona squadra, una squadra veloce, pimpante, che gioca un bel calcio e quindi bisogna fare una partita giusta per cercare di prendere i 3 punti. Cominciamo con le domande. Buongiorno mister, Enrico Zambruno, Juventus TV. Proprio riguardo alla partita di domani contro l'Empoli, che cos'è che la Juve deve fare meglio e cosa l'ha soddisfatta rispetto al match di Udine, cioè della gara del Friuli, che cosa si porterebbe volentieri dietro? Grazie. Ma direi che stiamo lavorando bene, però bisogna fare delle vittorie. Abbiamo giocato la prima, siamo dispiaciuti per non aver vinto a Udine. Purtroppo sono capitati 2 imprevisti che possono capitare, che però non devono capitare più. La squadra ha fatto una buona partita, è normale che bisogna migliorare sul piano del gioco, al secondo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente come passaggi, su questo stiamo lavorando, sta migliorando la condizione fisica e poi domani giochiamo in casa, giochiamo di nuovo davanti al nostro pubblico e sicuramente ci sarà una bella atmosfera e bisogna essere pronti. Adi Balzarini, Sport Mediaset. È d'obbligo comunque tornare su quell'argomento, sull'argomento principale che hai trattato all'inizio della conferenza. Volevo sapere se adesso l'assenza di Ronaldo non va a responsabilizzare ulteriormente i tuoi giocatori. I ragazzi sono già tutti responsabili, è normale che d'ora, con l'assenza di Cristiano, direi sono tutti più responsabili, sono dei ragazzi, è una squadra direi dove ci sono tanti giovani dentro, bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista come ho già detto varie volte, ma la differenza comunque la farà quanto più velocemente arriveremo ad un aspetto mentale giusto, un equilibrio mentale giusto che ci permetta di vincere le partite e di tra virgolette, gestire le partite nei momenti come è successo ad Udine. Buongiorno mister, Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Le chiedo se è deluso dal comportamento di Cristiano e dall'epilogo di questa situazione. Grazie. Ma non sono assolutamente deluso perché Cristiano ha fatto una sua scelta, poi nella vita le cose passano, alla Juventus è passato Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, grandissimi campioni, passati tantissimi allenatori, è una legge di vita, rimane la Juventus che è la cosa più importante, che è, diciamo, è la base solida per ottenere risultati, poi è inutile sta dire, è stato 3 anni, ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione la Juventus ed ora va via e la vita va avanti, come è normale che sia. Ciao, buongiorno. Credi che, o sfrutterai, non lo so questo, il fatto che i giocatori senza Ronaldo adesso possono dimostrare che magari nelle vittorie di questi 3 anni c'entravano anche loro e non era merito soltanto dei tanti 101 gol di Cristiano? E in particolare penso a Dybala, che forse è quello che è stato oscurato almeno mediaticamente dalla figura di Cristiano.
Ma io non so questo dei 100 gol dei 3 anni, perché io ho fatto solo un anno, quindi gli altri 2 non lo so e quindi non posso rispondere. Io so solo una cosa, che noi abbiamo giocato le ultime 2 partite, abbiamo fatto una di campionato e una amichevole, che era un test importante con l'Atalanta, la squadra ha fatto 5 gol, però ne abbiamo subiti 3. E come è una regola che ormai vige da quando hanno inventato il calcio, per vincere il campionato vince chi ha la miglior differenza reti. Quindi se noi invece di subire 3 subiamo 1 o 2, avevamo 3 punti in campionato. Quindi dov'è che bisogna migliorare? I gol nelle gambe la squadra ce l'ha, perché comunque c'è la Dybala, c'è la Morata, c'è la McKennie, c'è la Chiesa, c'è la Kulusevski, c'è la Bernardeschi, c'è la Rabiot, ce l'hanno i difensori. Verranno un pochino più distribuiti. Cristiano ha fatto tanto, è un grande campione, gli auguro tutte le fortune del mondo dove andrà a giocare. È stato un grande apporto, perché comunque nell'anno in cui l'ho avuto, direi anche per i ragazzi è stato un esempio, e quindi c'è solo da ringraziarlo per quello che ha dato alla Juventus. Ora però bisogna andare avanti, perché domani abbiamo l'Empoli e bisogna fare 3 punti. Sport, buongiorno. Una settimana fa ci avevi detto che Cristiano ti aveva detto che voleva restare. Allora volevo capire, visto che adesso ti ha detto il contrario, se ti ha spiegato anche il motivo della sua decisione e se pensi che la panchina di Udine possa aver influito in qualche maniera in questa sua scelta. Ma no, assolutamente, perché sabato mattina, prima di Udine, venerdì avevamo parlato, sabato le ho comunicato che comunque a Udine sarebbe andato in panchina, perché comunque era meglio così. Lui mi aveva comunicato che sarebbe rimasto, poi perché è mercato, poi è cambiata la situazione e quindi bisogna accettare tranquillamente e serenamente la decisione, perché comunque alla Juventus devono rimanere giocatori che hanno piacere di rimanere, che hanno voglia di lavorare. È tutto molto semplice. Abbiamo un bel girone di Champions da affrontare, abbiamo un obiettivo da raggiungere, che è il primo, che è quello della Champions. E quindi abbiamo tante cose da fare con una squadra che ha margini di miglioramento, e quindi bisogna pensare solo a lavorare. Buongiorno mister, Giovanni Albanese, Sport Italia. Una settimana fa aveva detto di essere soddisfatto della rosa a disposizione. Adesso le chiedo, con l'uscita di Ronaldo, cosa servirà, se servirà qualcosa in questi ultimi giorni di mercato. Grazie. Per il mercato, a parte che non parlo mai, però mancano 3 giorni, 4 giorni al mercato. Alla fine del mercato con la società siamo abbastanza in linea, cioè no abbastanza, siamo in linea, scusate, siamo in linea. E quindi se riusciamo a trovare un giocatore che soddisfa le nostre esigenze e che migliora la rosa, bene, altrimenti rimaniamo con questi, perché comunque abbiamo Arthur fuori che sta lavorando per rientrare, la rosa è ottima. E quindi sono soddisfatto dei ragazzi che ho a disposizione, e bisogna concentrarsi su quelli che abbiamo, perché hanno tutte le potenzialità per poter fare una grande stagione. Buongiorno mister, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. Difficile spostarsi da questa vicenda, le chiedo solo se lo aspettava, se è stato un fulmine a ciel sereno, e anche il gruppo come l'ha presa, perché lo ha comunicato anche ai compagni. Stamattina ha comunicato anche i compagni, ha salutato i compagni, e quindi come l'ha presa? Io nella vita non mi meraviglio di niente, quindi nel calcio c'è il mercato, ci sono le esigenze singole, io credo che bisogna solamente guardare avanti, ma guardare all'indietro. Domani c'è una partita che è importante, che è l'Empoli, visto che dobbiamo essere molto arrabbiati per quello che abbiamo lasciato ad Udine, perché il bello del calcio dopo alla fine è quello. Abbiamo lasciato 2 punti a Udine in un modo come perché è successo, abbiamo pescato dal cartellone del Monopoli l'imprevisto, che non abbiamo saputo gestire. Perché altrimenti anche questa diciamo, esigenza, richiesta di Cristiano di non giocare più nella Juventus, va bene? Veniva vissuta in un altro modo, perché avevamo 3 punti, allora la squadra ha fatto bene senza Cristiano, e dopo alla fine quello che conta è fare i risultati. Noi bisogna farli da ora in avanti senza un giocatore importante qual è stato Cristiano. Sì, Romeo Agresti, Gol.com. Le chiedo mister se teme che possa partire McKennie e in generale come lo vede tatticamente. Grazie.
McKennie non deve assolutamente partire perché è un giocatore che ha del gol nelle gambe, è un giocatore che si deve disciplinare, che deve migliorare, è un centrocampista offensivo. Diciamo che sul piano offensivo siamo messi abbastanza bene, per non dire bene. Alessandro Acton, Sky Sport. Prima della partita scorsa aveva detto Locatelli dal primo minuto dopo la sosta. È già pronto per giocare dall'inizio, complice anche il problema di Ramsey? Una cosa che è certa, sicuramente la formazione sicura, quella che so, è quella col Napoli. Quella di domani non la so ancora. Con Napoli sicuro. Diciamo, se vanno via tutti i sudamericani, un torneo, non si capisce cosa vogliono a fare, mi rimangano 11, quindi c'è bisogno neanche dell'allenatore. Fanno tutto da solo. C'è poi che è ancora in forma, Salve, mister Gianluca Dino alla Stampa. Lei prima parlava di gente che ha voglia di stare nella Juve e che dia un contributo. Ora le chiedo, senza Ronaldo la Juventus ha giocato di fatto con un modulo diverso, esaltando anche le qualità di Dybala, di Morata e degli esterni. Sarà questa la strada? E volevo chiedere se Ken può essere invece il profilo giusto per questa Juve di giovani che magari vuol costruire qualcosa di diverso. Grazie. Ken è stata la Juve, però ora parlare di giocatori che uno è del Paris Saint-Germain, un altro... Peccato mi tirate fuori dagli altri nomi e quindi in questo momento non ha senso. Poi pensiamo a giocare domani, cerchiamo di fare una vittoria domani e poi avremo 3 giorni, la società avrà 3 giorni per pensare al mercato. Il modulo dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Abbiamo dei giocatori con caratteristiche un po' diciamo estemporanee, Da Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi ora un po' di meno, lo stesso Paolo uno che va a giro per il campo, quindi a seconda di chi gioca ci adatteremo. Bisogna migliorare su quel fatto lì, perché comunque i ragazzi sono giovani, hanno bisogno di imparare, di migliorare nello stare in campo, nel giocare le partite. Su questo è un percorso che bisogna fare attraverso le vittorie, perché poi le vittorie aiutano nell'autostima, nel morale. Non si può avere tutto da 0 a 10, perché da 0 a 10 c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nel mezzo, e quindi un passetto alla volta cercheremo di arrivare a 10, bisogna arrivarci il più presto possibile. Sono stato molto contento della prestazione di quella fatta ad Udine, dispiaciuto perché l'imprevisto che è successo non siamo riusciti a gestirlo nel migliore dei modi, però sono cose che capitano. Ciao, buongiorno, Nerozzi, Corriere della Sera, Corriere Torino. Ti volevo chiedere se sei più preoccupato che a 4 giorni dalla fine del mercato scompare uno comunque da una trentina di gol a stagione, o sei più stuzzicato da allenatore incuriosito che puoi trovare nuove soluzioni, nuove prospettive, nuovi equilibri di gioco? Grazie. Sono incuriosito da vedere la squadra giocare domani sera e soprattutto voglioso del fatto di arrivare a fine stagione cercando di centrare gli obiettivi e soprattutto vedere giocare meglio la squadra e migliorare i singoli giocatori. E poi dopo continuerà il lavoro che stiamo iniziando, che abbiamo iniziato. Buon pomeriggio mister, Luca Cavallero, Tiemvo Radio. Io volevo chiederle, visto che Ronaldo lo ha comunicato alla squadra, come ha trovato la squadra subito dopo appunto questa comunicazione e se teme eventuali contraccolpi psicologici domani sera. Grazie. Domani sera bisogna fare una partita aggressiva, giochiamo in casa, bisogna avere la rabbia, aver lasciato, l'ho detto prima, 2 punti di Udine, quindi domani non ci sono alibi, non ci sono attenuanti. Le alibi e le attenuanti sono per i perdenti e per i deboli. Quindi domani bisogna fare una partita giusta, come la squadra aveva fatto ad Udine, né più né meno, cercando di migliorare. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it. Quali sono le condizioni di Morata e se Chiesa domani può giocare come punta? Grazie. Morata sta bene e Chiesa è un giocatore che è un attaccante. Chiesa è un attaccante, che poi giochi esterno, giochi in mezzo, però è un attaccante. E domani mattina poi deciderò la formazione. Ultima. Buongiorno mister, Mauro il Messaggero. Io volevo chiederle, visto l'addio di Ronaldo, da chi in questo momento si aspetta di più in termini di leadership, personalità e soprattutto gol? Grazie.
Il gol l'ho detto prima, il gol nelle gambe le ha Dybala, le ha Morata, le ha Chiesa, le ha Kulusevski, le ha Bernardeschi. Rabiot deve fare i gol perché Rabiot l'anno scorso credo che abbia fatto 3 gol se non sbaglio, e non può un giocatore come lui fare 3 gol. McKennie ha dei gol, i difensori devono fare dei gol, quindi bisogna essere bravi. Sicuramente ci sarà una migliore distribuzione nei gol. E quindi poi bisogna lavorare di squadra, bisogna migliorare i singoli giocatori, è quello che bisogna assolutamente fare, ma con serenità, con la voglia di lavorare e con l'obiettivo finale, che è quello di cercare di vincere.